ritrovati, un nuovo numero di Focus Attualità relativamente allo spettacolo. Perché? Perché in questi periodi si parla tanto di quelle che sono le agognate ripartenze, soprattutto per un settore che è stato assolutamente devastato da quello che poi è stato il periodo della pandemia, che è ancora il periodo della pandemia, del Covid-19, che ha visto ovviamente su tutti la chiusura degli spazi, delle agorà destinati alla cultura, a quelli che sono poi i locali non di mero intrattenimento, ma i locali che producono cultura in Italia. Parliamo dei teatri, delle case della musica, ovviamente dei cinema, ma degli spazi socioculturali come i club, dove la musica ovviamente si produce e si crea, si costruisce. C'era piaciuto questo connubio padre-figlia perché qualche settimana fa incontrammo Cesare Berlingeri e sua figlia, che ci hanno parlato di uno spaccato dell'arte relativamente ovviamente alla produzione artistica materiale e quindi alle mostre pittoriche, alle creazioni pittoriche, alle installazioni d'arte, a tutto quello che è il mondo poi complesso di Cesare Berlingeri, straordinario, poi autore anche di grandi scenografie sia per la lirica che per il teatro, ma con delle incursioni anche nel cinema. E allora, parlando di queste tradizioni legate alle famiglie, ai cognomi che finiscono in "i", di questo parlavamo a microfoni spenti con i protagonisti di oggi, che sono due ospiti straordinari. Uno è un mio amico, questo posso dirlo, perché da tanti anni che, nostro malgrado, ci sopportiamo e sopportiamo a vicenda rispetto anche a alcune operazioni importanti, perché alle latitudini calabre, con specificità nella città di Cosenza, si svolge un importante premio internazionale, si chiama Luciani Awards, che è dedicato a un personaggio incredibile, che ha dato un imprinting già internazionale alla musica, perché pensate che quando si parlava nei periodi più difficili di questa nazione di uscire da quelli che erano i periodi difficili, e quindi stiamo parlando dei concorsi a musicare i film muti, che è una cosa che adesso poi torna, perché nella musica tutto torna. Esisteva questo personaggio che era anche un grandissimo pedagogo, ricordato ancora oggi da tantissimi dei suoi allievi, delle persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, e lui è Luciano Luciani. A Luciano Luciani è stato destinato e dedicato un premio da parte dell'ICAM, e tra ovviamente coloro i quali promuovono questo premio importante a livello appunto nazionale e internazionale c'è il maestro Paolo Luciani. Benvenuto Paolo. Salve, buongiorno, grazie a voi per avermi invitato. Siccome però poi non ci bastava, perché si dice che può accadere, non in tanti casi, ma esiste il miglioramento della specie. In questo caso è esistito, perché nel miglioramento della specie da un musicista, da un pianista, da un pedagogo, da una persona impegnata neanche nella creazione, nella produzione dell'arte, nasce nel 90 una artista poliedrica che non si ferma semplicemente, che ha voglia, curiosità, perché oltre ad imparare il pianoforte ma anche il violino, comincia a studiare canto e dice vabbè, ma basta questo? Sa suonare il violino, il pianoforte, poi tra le altre cose si perfeziona negli studi del canto? No, addirittura fa anche la doppiatrice, per cui questo è il miglioramento della specie. E abbiamo oggi con noi Noemi Luciani. Benvenuta anche a te, ben trovata. Grazie. Allora, visto che parliamo di musica, una domanda che vale a entrambi, una risposta che va data a entrambi. Non è certamente una domanda retorica nel rapporto soprattutto che io ho con te Paolo. Questo ultimo anno e mezzo, cosa è stato, cosa ha rappresentato per non solo la fase creativa e per i rapporti ovviamente relativamente alla tua attività nell'ordinario ma anche al premio, ma soprattutto nella tua attività di docente? Quali sono stati e quali saranno probabilmente anche un po' le difficoltà e i danni che derivano da questo anno e mezzo di fermo? Certo, non posso non iniziare a essere retorico nel dire che, come tutti, è stato sicuramente un anno, tra virgolette, difficile, non vorrei dire, ma diverso, forse diverso è la parola più adatta. L'attività musicale mi ha risentito
moltissimo, più o meno di altre attività, però questo non saprei dirlo. Però le difficoltà incontrate sono state notevoli, soprattutto per quanto riguarda l'insegnamento. Cioè, io come anche il conservatorio stesso, tutta l'attività dell'insegnamento musicale ha veramente annaspato all'inizio, però poi ci si è ingegnati con creatività, con tutti i mezzi possibili e si è cercato di trovare rimedio. Io insegno anche a scuola e lascio immaginare come è potuto essere difficile inventarsi una didattica a distanza, però ci siamo riusciti. Però quello che veramente è stato, che ha dato anche motivo di riflessione, è stato il fatto che c'è stato il tempo anche di pensarlo, il rapporto umano, come si è dovuto riorganizzare nei confronti degli allievi, come di tutti relazionarsi in generale. Quindi penso che in quest'anno comunque abbiamo imparato molto. Guarda, si parla tanto di telemedicina, che ritengo sia, poi potrà essere in un futuro anche un'alternativa fondamentale, anche perché poi sappiamo che mancano i presidi territoriali o comunque sono stati scarsamente considerati. Ma la nostra in generale, parlando di teatro, di musica, di canto, di cinema, il mestiere di bottega, ecco perché ritorniamo ai mestieri di bottega, penso che sia difficilmente mutuabile, trasferibile, perpetrabile attraverso degli strumenti che creano una distanza fisica ma chimica e anche di contatto che nel caso del nostro mestiere diventa poi fondamentale, perché sappiamo bene che quello che fa parte del nostro quotidiano è importante saperlo trattare, ma è importante anche saperlo portare dentro ciò che facciamo nel quotidiano e questo penso che sia fondamentale. E le distanze che hanno creato queste modalità penso abbiano fatto male. Tu che ne pensi, Noemi? Io penso, non saprei cosa dire. Si è espressa con l'espressione. Qual è la reazione che hai avuto rispetto a ciò che è accaduto, insomma, a quelli che sono stati i periodi che hai vissuto in questi mesi? Io non sento molto bene, devo essere sincera, perché non ho l'audio in cuffia, quindi non riesco a sentirti bene perché sono anche più lontana. Quindi Dico, non questo ho... anno e mezzo raccontato dal tuo punto di vista, dal punto di vista della tua attività, come ce lo racconti? Quali sono state le difficoltà che tu hai vissuto? Beh, sì, sicuramente come ha detto anche lui, è un anno difficile, un anno diverso e il fatto della didattica a distanza, io anche da studentessa del conservatorio ho vissuto la cosa da ambo le parti, sia come docente sia come studentessa, e... però insomma siamo riusciti comunque a cercare di andare avanti, questo è l'unica cosa che mi sento di dire. Senti, tu sei coinvolta anche in una produzione romana che si occupa di molteplici attività, cioè dalla produzione del video, dal doppiaggio, dalla creazione, insomma, e in questo caso le attività sono completamente state penalizzate, ferme, cioè dal punto di vista proprio della produzione artistica, di ciò che magari avevate in ambizione o in progetto di fare, che però non è accaduto. Sì, anche perché proprio l'essere limitati nei viaggi, diciamo, ha completamente smorzato questa parte qui. Andiamo invece a Paolo e parliamo di un importante premio che abbiamo annunciato e torniamo quindi indietro, un premio che abbiamo annunciato in apertura, che abbiamo detto che è uno dei fiori all'occhiello di quella che è la produzione culturale in Regione Calabria, che è il Luciani Awards. Negli anni tante sono state le categorie, tanto poi è il fatto che il premio è diventato un contenitore aperto a 365 gradi, tantissime le categorie, tiene conto ovviamente di quelli che poi sono gli insegnamenti e la possibilità degli incontri che gli stessi allievi hanno e anche che gli stessi allievi, gli allievi calabresi di diverse istituzioni scolastiche hanno la possibilità di confrontarsi e di incontrarsi con tantissimi musicisti che arrivano anche dall'internazionale. Da febbraio dello scorso anno, del 2020, ad oggi,
cosa è accaduto al premio che quest'anno avrebbe raggiunto quale edizione? Ricordarcelo, Paolo. Quest'anno sarebbe stato, dovevamo festeggiare di quando l'abbiamo aperto all'internazionale, proprio il 10° anno. Sarebbe stata la 10ª edizione, quindi avevamo programmato di fare un'edizione in pompa magna, diciamo, tra virgolette, però così non è stato. Noi abbiamo terminato l'anno scorso, tu ricorderai, che l'epidemia era appena iniziata, tant'è vero che non sono venuti alcuni concorrenti cinesi. Chiaro. Perché c'era stato già il blocco. Che fu a metà febbraio lo scorso anno, il 14 febbraio. 14 febbraio. Ah, era il giorno di San Valentino, esattamente. Esatto, che era anche il mio compleanno. Il concretizzarsi dell'amore verso la musica e quindi esatto, anche la reciprocità in tal senso. Ma che fu comunque una bellissima edizione quella dello scorso anno. C'è da sottolineare che il premio Luciani, poi tra le altre cose potete anche trovarlo su internet, perché per chi ovviamente non sa, non conosce bene il premio, ci sono degli approfondimenti che potete trovare proprio sul sito del premio internazionale Luciano Luciani. E un ringraziamento va ovviamente all'ICAM che lo organizza con tanta dedizione da tantissimo tempo. 10 anni di internazionale avrebbe compiuto quest'anno, ma sono tanti gli anni che hanno alle spalle, dedicandosi alla diffusione della cultura musicale che parte dal territorio, che ovviamente viene influenzata anche dal resto della nazione, ma sappiamo bene dal resto del mondo. Un premio che sta dando notevoli possibilità anche attraverso l'erogazione di borse di studio ai giovani talenti che nascono non soltanto dalle produzioni di formazione artistica in Calabria, ma dal resto d'Italia, e quindi attraverso queste borse di studio c'è la possibilità di approfondire gli studi, di avere una possibilità. Quanto è servito lo scambio, visto che parli di tutti questi anni dell'internazionale, quanto vi siete accorti come organizzazione che il fatto che per i nostri studenti ci si possa confrontare con altri studenti è stato importante nella loro crescita umana e professionale? Ma moltissimo, io proprio riguardo a ciò, parlando con i miei colleghi organizzatori, facevamo una riflessione proprio poche sere fa su quando abbiamo inciso sul territorio in maniera determinante e in meglio, perché ci siamo trovati, era la 10ª edizione dell'internazionale, ma noi operavamo già dal 2000 in realtà attraverso i concorsi. Ci siamo trovati in una fase storica importante per la musica in Italia, che è stata la riforma dei conservatori. Una riforma dei conservatori che purtroppo ancora oggi non è tanto chiara e non è a regime, ha comunque provocato un po' di confusione nel sistema dell'insegnamento dello strumento in Italia, in tutti i conservatori. E diciamo che noi abbiamo colmato un vuoto importante, perché sia con la presenza di giurie internazionali da ogni parte del mondo, sia con la partecipazione di ogni parte del mondo di studenti o neolaureati nel loro strumento che sono venuti qui a esibirsi, abbiamo risollevato quella che era la percezione della qualità della musica nel territorio in un momento in cui stava leggermente scemando. Quindi siamo riusciti a dare un pochettino quello che è il paragone, in modo che né ci si potesse illudere e né ci si potesse scoraggiare, in modo che ognuno si rendesse conto nel nostro territorio qual era la sua potenzialità, quali erano gli sbocchi possibili, che cosa succedeva nel resto del mondo, senza bisogno di andare a girarlo, perché è il mondo che è venuto qui in realtà. Diciamo che... Però Paolo, a questo punto, visto che mi dai l'assist, vorrei fare una domanda a Noemi, perché per esempio lei è certamente una giovane artista che si è formata anche in Calabria, che comunque ha ricevuto gli stimoli importanti da una famiglia di musicisti. Ora, al netto del cognome importante, ci sono state tutte quante le fasi della sua vita che sono state permeate di formazione, che quindi poi lei è andata a ricercare anche fuori, ma
quanto manca la fase postuma alla formazione in Calabria, cioè i teatri che producono, le produzioni musicali, la distribuzione anche per quello che riguarda i contesti artistici. Noemi, quanto ti piacerebbe poter lavorare in Calabria e anche avere dei prodotti tuoi distribuiti? Il musical. Certo, sarebbe bello lavorare anche qui. A me piacerebbe molto fare il musical, però finora qui non ho trovato, diciamo, nell'ambiente, non ho potuto trovare degli sbocchi, diciamo. È una cosa più che si fa, diciamo, al nord. Vabbè, intanto il musical si fa poco in Italia in generale, perché comunque è una coniugazione di tre arti a confronto tra la musica suonata, perché a me piace poi il musical suonato dal vivo, i grandi musical off Broadway, quindi quelli sono bellissimi. E poi però c'è probabilmente anche un gap che va colmato di formazione rispetto al cantante che diventa anche attore e viceversa, e questo anche un po' danzatore. E questo non è una pratica italianissima, abbiamo delle difficoltà anche al centro-nord Italia rispetto a questa forma d'arte. Senti Paola, Infatti invece tornando al premio... proprio nel conservatorio, nel sistema di studi proprio, il musical, cioè il teatro nella musica. Spesso sono viste come due cose completamente diverse, non si capisce perché. No, secondo me bisognerebbe colmare il gap dal punto di vista della formazione, nel senso che noi abbiamo delle scuole che lavorano nello specifico, cioè la scuola di teatro lavora molto nel teatro, ma le discipline relativamente al canto e alla danza sono un po' più marginali. Viceversa, nelle accademie di danza, la parte, che ne so, recitativa, comunque espressiva, o così come quella del canto, vengono un po' messe anche in quel caso o marginalizzate e non c'è un insieme. Ci sono invece delle scuole di formazione tout court nel resto d'Europa, nelle grandi istituzioni sia accademie teatrali o di danza, che invece prevedono nel piano formativo l'integrazione delle arti, cioè lo studio della musica, lo studio del canto è di fatto una delle discipline che sono fondamentali anche all'interno di un percorso di una forma di formazione teatrale. Forse è questo il problema. No? Senti, ma il premio di quest'anno, del 2021, il Luciani Awards, cosa avrebbe previsto? Qual è la fase in cui ci troviamo? Raccontaci dal vivo quello che accade, che sta accadendo, che è accaduto. Certo, in questo momento, se non ci fosse stata la pandemia, sarebbe già finita l'edizione del 2021. Noi siamo ancora in attesa, perché per quest'anno, se riusciamo a farcela, se no se riusciamo noi, se la pandemia ci permetterà di avviare il concorso per quest'inverno, autunno-inverno, cioè non saltare completamente l'edizione. Certo, non è così scontato ricominciare con facilità, bisognerà ricucire, anche perché immaginiamo le orchestre, i gruppi, sono 2 anni che non si stanno esercitando, diciamo. Anche le scuole stesse, le scuole medie a indirizzo musicale, che è un momento non solo anche di qualità, ma è il momento per me più tenero della manifestazione, quando i bambini invadevano il teatro. Forse per te è il momento più preoccupante, però ricordo centinaia di ragazzi nel teatro. Ecco, questi non basta che noi facciamo l'edizione, bisogna anche recuperare intorno a noi quelle che sono che è l'esercizio di questa attività. Però noi siamo fiduciosi, nel senso che la capacità dell'arte e degli artisti ci sorprende sempre, e recupereremo sicuramente, appena sarà possibile, in tempi brevissimi, questo gap che si è creato. Una domanda che rivolgo a tutte e due, poi a chi va può rispondere. Da quando poi il governo Draghi ha sancito attraverso il decreto che c'è la possibilità delle riaperture. Certo, è chiaro che è una ghigliottina, perché per gli spazi al chiuso, che sono gli spazi più vocati al tipo di attività teatro musicale, ma anche relativamente alla danza, cioè i posti giusti dove poter fare un tipo di musica, un tipo di teatro, ma anche la danza,
avranno una capienza massima di 200 persone, il che vuol dire che poca carne potrà essere messa al fuoco, se così vogliamo dire. Ma ci sarà secondo te anche la necessità e il giusto tempo per riabituare un pubblico al fatto di stare vicini, cioè di fare comunità, l'arte dell'incontro anche vicini, di poltrone, perché c'è una paura che ancora penso continuerà a imperversare rispetto al fatto di poter respirare la stessa aria. Io in questo sono ottimista in realtà, perché cioè noi lo vediamo già intorno a noi che c'è il bisogno di ritrovarsi. Anche adesso che la sicurezza è ancora molto lontana, però la tendenza di ritrovarsi è molto forte nelle persone. Credo che anche appena apriranno i cinema, credo che ci sarà alla fine le prenotazioni, perché il bisogno di normalità prevarrà sulla paura. Senti, ma visto che ancora noi siamo in zona pericolosa, in zona arancione, insomma pericolosissima, i dati non sono del tutto confortanti, però speriamo di uscirne presto anche attraverso le campagne di vaccinazione. Ma visto che non possiamo incontrarci in un teatro e visto che considerato che non posso venire a trovarti, cioè sarà difficile questa cosa, non è che vogliamo fare un regalo, visto che siete tutti e due assieme, c'è un pianoforte di mezzo, mi sembrerebbe la cosa giusta. Vi va di suonarci qualcosa, di accompagnarci per un pezzo almeno di qualche minuto in questo nostro incontro? Sì, insomma, certo. Cosa vuoi fare? Non lo so, quello che vuoi tu. Si è contorta un po', però mi pare d'accordo. Si è contorta un po', Noemi, ma mi pare d'accordo. Un omaggio a Roma. Quello che vuoi. Penso che abbiamo parlato. Che abbiamo parlato di Roma. Vabbè. Allora. Sei bravo, eh? Roma non fa la stupida stasera, dammi una mano a fare di sì. Scegli tutte le stelle più brillarelle che c'è, è un friccico di luna tutta per noi. Fai, senti che quasi primavera, mandali meglio grilli per farti basta il momentino più malandrino che c'è. Roma regge per popolo stasera. Stupida stasera, dammi una mano a farmi dite no. Spegni tutte le stelle più brillarelle che c'è, nascondemi la luna se non so guai. Fammi scorda che quasi primavera, tienmi una mano in testa per dire quel venticello, stuzzicarello che c'è. Roma non fa la stupida stasera. Grazie, Luciani's Family. Paolo Luciani, Noemi Luciani con noi in questo appuntamento che rinviamo di qualche minuto perché abbiamo un blocco tassativo di pubblicità,
ma torniamo immediatamente dopo e continueremo nel nostro racconto con i protagonisti e gli ospiti di questa sera. A tra pochissimo. Bentrovati, seconda parte del Focus Attualità di oggi dedicato allo spettacolo. Vi ricordiamo che abbiamo due ospiti di eccezione questa sera che sono il maestro Paolo Luciani e l'artista, io così, si chiamano sottopancia, quel nome, quella striscia che viene fuori. L'ho giudicato artista perché c'è una poliedricità nelle attività che per l'appunto nel quotidiano esercita Noemi Luciani. Ma torniamo indietro nel tempo. Qual è lo stimolo, secondo te, Luciano, importante che arriva da un nome, da un cognome così importante? Nipote di Luciano Luciani, una persona che poi in un certo qual modo ha contribuito in un periodo anche molto difficile per la nostra nazione anche rispetto al mondo, a rifar partire le attività culturali. C'erano i cinema, i teatri aperti a Cosenza, c'era l'esigenza di contemporaneità, di sentirsi contemporanei al mondo, e poi la sua vocazione, per come ricordato anche da un eccelso pianista, da un nostro amico che penso che possiamo condividere, che è Peppino Maiorca, che addirittura cita Luciano Luciani in una fase incredibile del loro incontro, quando probabilmente Peppino aveva tra gli 8 e i 9 anni, è un pezzo che ha scritto proprio sulle pagine del premio Luciano Luciani, dove lui addirittura aveva chiesto al maestro di potersi confrontare con uno spartito importante e ovviamente da buon maestro gli disse che per arrivare agli spartiti giusti bisogna avere pazienza e bisogna studiare, ma poi alcuni giorni dopo, pentito di quella che poteva essere sembrata una reazione abbastanza cruenta, invece gli dedicò un concerto per persona sola. No? Quanto è importante poi scavare nelle pagine, leggere nelle pagine di Luciano Luciani, e quanto ti ha dato energia per quello che fai nel quotidiano? D'altra parte è stato anche il mio primo maestro, Luciano Luciani, mio nonno, e sicuramente mi ha trasmesso la dedizione per l'alunno, che non era così scontato, perché mio nonno, ricordo, quando io ero pure piccolino, aveva questa abitudine effettivamente di pensare cosa doveva far fare, cosa era più opportuno, cosa era meglio escogitare per ogni singolo alunno. Me lo ricordo chiaramente perché io lo vedevo in casa che scriveva la mattina sui fogli pentagrammati gli esercizi che doveva portare agli alunni, quindi questo aneddoto di Peppino, di Giuseppe Maiorca, lo conosco bene, lo ricordo e soprattutto non mi meraviglia. C'è da dire una cosa, mio nonno era già a sua volta figlio di musicista, perché il primo, il più antenato musicista era il mio bisnonno, si chiama Domenico Luciani, e con mio bisnonno c'è stata un'importante impronta già nella città di Cosenza, perché mio bisnonno, che ha avuto 24 figli, tra l'altro, che poi creò la banda di Amantea, cioè lui creò... Sì, tra l'altro sì, è stato insieme ad Achille Longo, che poi è il padre di Alessandro Longo, il padre della didattica pianistica italiana. Molti non lo sanno, ma ricordiamo che il padre della didattica pianistica era di Amantea, si chiamava Alessandro Longo e fu anche alunno del mio bisnonno. E quindi, però, mio bisnonno, quando si trasferì a Cosenza, quindi all'inizio del Novecento, con i figli che suonavano, chi il violino, molti il pianoforte, possiamo dire che suonavano in tutti i cinema, cioè accompagnavano la mia famiglia, quindi questi miei prozii e anche mio nonno accompagnavano i film muti nei cinematografi della città, al Politeama, eccetera, eccetera, e poi al Morelli anche. E poi mio nonno, dopo la guerra, soprattutto, ormai c'era stato l'avvento del sonoro, iniziò di più l'attività didattica. Però secondo me il fatto che veniva da un mondo di teatro, di cinema, vuole dire molto per l'approccio positivo che intraprese poi con tutti i suoi allievi. Ma secondo me c'è questa, leggendo poi, andando a scavare su Luciano Luciani,
questa sua necessità, ora pensiamo al fatto che negli ultimi 20 anni nello spettacolo contemporaneo italiano, questo lo dico anche a suffragio di Noemi, no? E quindi della sua giovane età rispetto agli altri due interlocutori che ha, che questa tendenza per i musicisti di rimusicare i film, di rimusicare i film muti, no? È stata quasi una riscoperta nel teatro contemporaneo, nel fatto di trovare dei linguaggi che alcune volte hanno coinvolto anche con alcuni attori sugli scritti. C'era una modernità nel fatto che probabilmente la diffusione culturale deve necessariamente, arrivato a un certo punto, innalzarsi ma abbassarsi ed entrare negli strati sociali e quindi ovunque, perché la diffusione culturale ha necessità di essere trasferita in maniera orizzontale. Questa è una cosa che spesso e volentieri ci si dimentica. Sei d'accordo da questo punto di vista o no tu, Paolo? Anche perché, voglio dire, tornando al premio, un altro aspetto importante di cui io ho potuto godere e che mi auguro per i prossimi anni anche gli altri, tante grandi serate importanti con dei grandi musicisti, di cui uno, me ne ricordo uno in particolare, mi innamorai perdutamente di un pianista che adesso tu citerai, perché queste sono delle possibilità di crescita nei territori, io sbaglio? Sì, guarda, proprio prendendo anche esempio dal fatto che hai nominato Cristiano Burato, e non solo lui, c'è un aspetto del concorso che chiaramente è conosciuto agli addetti ai lavori, ma magari non tutti lo sanno. Cioè noi non finiamo con il concorso avendo portato la giuria continua a venire qui ogni mese, perché alcuni della giuria per ogni strumento ci sono dei corsi di perfezionamento che vengono mensilmente somministrati ai ragazzi calabresi. Cristiano Burato è stato qui una settimana fa e ha fatto lezione qui a Cosenza, perché altrimenti rimarrebbe, come spesso è, un discorso sterile. Invece, quando noi scegliamo la giuria, la scegliamo anche in funzione che possa continuare a dare il suo contributo sul territorio. Invece di dare 2, così diamo 10 ai nostri ragazzi. Senti, ti volevo dire che segneremo anche la storia un po' della televisione, perché è è la prima proposta di musica live fatta via Skype, quella che noi stiamo facendo. Di fatto quindi abbiamo già firmato un mezzo miracolo, per cui mi unisco ai Luciani per tenere a battesimo questo tipo di situazione. Ma tornando al fatto che il bisnonno di Noemi musicava i film, tornando alla passione di Noemi per il musical, per la musica, ma per la bellissima voce che ha, e quindi per questo motivo andate poi a cercare anche delle sue performance tra il serissimo e il bizzarro, perché c'è una parte ironica di Noemi molto molto carina. Invece per quello che riguarda il doppiaggio, come ti è venuta? Ci sarà qualche gene trasmesso che arriva dal cinema muto musicato dal tuo bisnonno? O comunque come ti è venuta questa cosa del doppiaggio? Raccontacela a modo tuo. La verità era il periodo in cui spopolava YouTube e avevo la passione per la Disney che conservo tuttora e vedevo questi YouTubers che facevano questi video di doppiaggio tutti quanti in inglese. E io a un certo punto ho detto, ma perché non provo a farlo anch'io in italiano? E poi da lì ho cominciato a scoprire che c'era tutto un mondo dietro su cui prima non mi ero mai soffermata, diciamo. Senti, generazionalmente questa Cassandra, è così che si chiama, queste persone con cui collabori a Roma, non so se ancora questa cosa sta durando, Sì. Che poi sono artisti di diversa estrazione, no? C'è chi si occupa di produzioni video, c'è chi si occupa di musicare. Quanto è importante in questo momento anche provare a proporsi da un punto di vista professionale in una nazione che dà anche poche opportunità per le proposte nuove? Beh, provare bisogna sempre provare, bisogna sempre mettersi in gioco, bisogna sempre cercare di farsi avanti, anche sgomitando qualche volta se necessario. Senti Paolo, quanto manca all'Italia, ritornando alla memoria passata, no? Ci ricordiamo in un momento importante, florido per la musica italiana, perché c'erano delle etichette importanti
che poi con il passare del tempo le major hanno assorbito, no? Quando c'era la possibilità di produrre musica e distribuire musica in Italia, ricordiamo che la musica in Italia, nonostante tutto, è ancora molto amata in giro per il mondo, dalla classica ovviamente a quella che poi può essere anche la musica pop italiana. Quanto invece ha perso la nostra nazione non avendo più rapporti con la distribuzione in maniera diretta, nel senso che esistono delle etichette discografiche, ma che alcuni territori, come il Sud in particolare, e soprattutto per ciò che afferisce la produzione musicale più vicina a te, da un punto di vista sia del premio che di quello che fai quotidianamente, la musica classica, non ha dei riferimenti al Sud per la produzione. Certo, questo è uno dei gravi problemi, è uno dei tanti gravi problemi che abbiamo ancora al Sud, che ci si auspica che possano essere colmati, anche se questo adesso è un mondo molto complesso, è anche cambiato la società, anche la produzione si è trasformata, però non solo attualmente, diciamo che questo è un problema atavico, cioè che al Sud è sempre stato più difficile entrare nella produzione perché è mancata sempre sul posto, chiamiamola etichetta, e tutti i tentativi non sono mai riusciti, non sono riusciti a trovare poi uno sbocco definitivo. Insomma, è sicuramente un problema che incide moltissimo poi sui nostri giovani, sia perché sono costretti ad andarsene, sia perché neanche conoscono a volte che cos'è il mondo della produzione. Senti, tornando al premio, tu fai il pedagogo ovviamente, quindi l'insegnante, così come nella tradizione, nella buona tradizione della famiglia, ma fai anche il musicista, parliamoci chiaro, fai il musicista e hai una poliedricità di interventi incredibili, perché passi dal classico al jazz contemporaneo, ma anche a quella musica classica che si rifà al sud dell'Italia. Tu per esempio hai un repertorio straordinario anche per quello che riguarda la grande musica classica, che ne so, napoletana, no? Ti ho sentito in diversi ambiti, ma dal premio, Luciani, dai tuoi incontri con gli allievi, in questo momento stai vedendo crescere degli importanti pianisti, dei musicisti che possono garantirci l'oggi e il domani in questa fase stramba della nostra vita? Sì, moltissimo. Devo dire che e noi ne conosco moltissimi, su tutti gli strumenti, ma non è neanche una novità. Diciamo che la Calabria ha sempre offerto talenti straordinari, purtroppo poi li ha offerti alla nazione, che mi dispiace ovviamente, ma notevolmente. Poi in questo credo che il concorso ha dato il suo contributo e anche in maniera notevole affinché questi talenti si formassero e si scoprissero addirittura. Però tantissimi. È un momento positivo. Veramente manca, cioè, lasciamo perdere il pianoforte, pensiamo agli strumenti orchestrali. Il problema qual è? Che non c'è mai una vera orchestra qua in Calabria. Cioè, se andiamo in tutte le orchestre d'Italia, a cominciare dall'orchestra della RAI, a finire all'orchestra della Scala, noi troveremo un'altissima percentuale di giovani che sono venuti dalla Calabria. Probabilmente, lo dico probabilmente, ma io ne sono sicuro, se facciamo una percentuale, la Calabria è la regione più presente nelle orchestre d'Italia. Senti, questo però è un problema che è relativo anche al mondo della musica e ai musicisti in particolare. Ad esempio, io continuo a dire anche da un punto di vista di chi ha esercitato la professione nel teatro, la propria professione nel teatro, che la qualità da un punto di vista della produzione artistica che esprime la musica in Calabria è di gran lunga superiore a qualsiasi altro tipo di produzione artistica, e di questo io sono certo, perché c'è veramente una qualità incredibile di maestri, di musicisti, di suonatori, indipendenti o meno. Ma come mai non si riesce poi a trovare un trade union tra i vari conservatori, le associazioni come l'ICALM, i grandi premi, così come i festival, e per esempio perorare la causa della nascita di una legge quadro sulla musica che potrebbe sostenere le attività che a macchia di leopardo si realizzano in questa nostra regione? Secondo te perché c'è questo problema? Io ti rispondo
raccontando la mia esperienza col concorso in realtà, perché da subito, da quando siamo nati, io ho pensato una cosa, che se vogliamo riuscire non soltanto che abbia il successo, ma riuscire nella qualità e nel dare un soprattutto nella qualità. Non lo possiamo fare da soli. L'ho detto subito. Tant'è vero che quello che ci caratterizza noi come ICAMS è che noi collaboriamo quando facciamo il concorso con l'università, con i teatri del CAMS, con la Biblioteca Nazionale e il Ministero dei Beni Culturali, col Conservatorio di Cosenza, con i licei musicali. Tutti danno il loro contributo, le aule, i pianoforti, cioè chiunque dà il suo contributo. Tutta la macchina che gira nella mia città, Cosenza, durante il mio concorso è impegnata per il mio concorso. E io vi ringrazio, colgo anche l'occasione per ringraziarli, perché lo fanno tutti, perché tutti ci credono. E quello che non sono riuscito, forse con l'esempio, ancora non si è colto, è spostare questa esperienza anche altrove, cioè se tutti si mettono a lavorare insieme per lo stesso obiettivo, si arriva, ma molte volte ognuno lavora contro l'altro, tra virgolette, cioè sponsorizza se stesso anche ai danni dell'altro. Questo è fondamentalmente sbagliato e questo purtroppo, devo dire, è il motivo per cui tutto quello che ho detto prima non si realizza. Il che ha poco di artistico questo pensiero, questo retropensiero che governa alcuni. Senti, ma che dici? Vogliamo provare la seconda sperimentazione di un intervento musicale via Skype? A questo punto ci siamo presi un po' di confidenza, proviamoci. Chissà se Noemi ce n'ha voglia ancora, quindi. Ma se proprio insistete. Facciamo qualcosa di più jazz tradizionale. No? Va bene. Let's walk. To talk with all by myself, no one to walk with, but I'm happy on a shelf and misbehaving, saving my love for you, for you, for you, for you. I know for certain that when I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of, and misbehaving, saving my love for you. Corner, in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are what I'm waiting for, believe me. I don't stay out late, don't care to go, I'm on my body, just me and my radio, and misbehaving, saving my love for you. Stay out late, don't get a call. I'm on my body, just me and my radio. We're misbehaving, saving my love for you. Siete una gran coppia, devo dire. Ma vi capita di suonare assieme ogni tanto, a prescindere dalla unofficial familiare? C'è qualche volta che vi esprimete assieme di fronte a un pubblico? Sì, a volte è successo, anche se io, anche se io credo che
è giusto che suona con quelli della sua generazione. Però invece è una cosa interessante questa, nel senso che quello che citavo prima è un'apertura che le tradizioni di famiglia, cioè che in Italia si concretizzano molto, molto poco nel teatro o comunque anche nella musica. Guardiamo che ci sono i grandi cognomi che hanno sempre preso strade ben separate, cioè nel senso che l'ombra dei grandi padri o comunque crea sempre un po' di difficoltà. Però in questo caso trovo veramente un bel assortimento, devo dirvelo. Per esempio a me piacerebbe fare una cosa assieme a voi, che sia in teatro, ma certamente quando potrà essere di nuovo possibile in televisione, noi dobbiamo riproporre qualcosa in televisione fatta con l'audio giusto, perché mi piacerebbe avere sia te che Noemi. E poi volevo cogliere l'occasione, perché abbiamo slittato in una settimana anche l'incontro importante con Paolo Luciani, per salutare Andrea Bauleo, che doveva essere dei nostri, che per un impegno non è potuto essere qui nella giornata in cui stiamo facendo proprio questo ragionamento a voce alta e a microfoni aperti assieme a voi, ma che certamente sarà ospite di una prossima puntata, magari quando avremo anche qua, oltre a Noemi e a Paolo, anche Andrea Bauleo e perché no, qualcun altro dell'IGAMS che potrà parlare di ciò che magari accadrà da qui a poco per le edizioni future del Luciani Awards. Ci avviamo ci avviamo verso un'estate strana, nel senso che dice che la cultura può ripartire, ma dei luoghi di cultura bisogna avere paura perché c'è il distanziamento da mantenere, quindi abbiamo detto che i teatri al chiuso potranno ospitare un max di persone con una serie di restrizioni su quella che è poi l'igienizzazione degli stessi posti e luoghi, sulla distanza tra gli artisti che eseguono l'opera e la prima fila del pubblico. Diciamo che è un po' difficile, secondo me se non se ne viene fuori con l'abbattimento dei dati relativi alla diffusione del virus sarà difficile ripartire con la produzione artistica. Ma invece voi due pensate quanta voglia avete, per esempio io tantissima, perché la depressione è tanta, quanta voglia avete di ricominciare a suonare e a cantare? E se vi sarà data la possibilità quest'estate, vi va o no? Io non vedo l'ora. Al momento in realtà ho già il primo concerto in programma il 23 maggio a Campobasso, in piazza. Quindi, e sono emozionato al solo pensiero. Bellissimo, quello di rincontrare il pubblico, cioè di suonare per un pubblico vivo, no? Che può stare lì, quell'afflato che si crea con il rischio della pernacchia o dell'applauso, che quella è la cosa che dà l'energia a chi vuol fare l'artista. Noemi, tu invece nel prossimo futuro che idee hai, che progetti hai? Spero di riuscire ad avviare un progetto con un mio collega per suonare insieme, però è ancora tutto molto astratto. Non c'è stato modo di concretizzarlo durante quest'anno. Speriamo si possa concretizzare. Cosa si è perso l'entusiasmo anche durante questa, perché c'è troppa incertezza. Sì, quello sì, perché tra altre cose non puoi predisporre il fatto di mettere in produzione uno spettacolo senza sapere che fine puoi fargli fare, perché questo diventa fondamentale. Dall'altra però c'è il coraggio di chi comincia a ripartire e a questo punto io volevo anche cogliere l'occasione perché abbiamo parlato prima di Peppino Maiorca, la Quintieri riparte, sarà con una serie di concerti che hanno già fatto il giro del web che poi avremo ospite nelle prossime puntate perché ovviamente va sostenuta l'arte, va sostenuta la musica. Oggi abbiamo provato a farlo perché siamo in chiusura con una famiglia d'arte italiana, meridionale, calabrese, nel Cosentina, nel Precipo, ma internazionale nell'animo e nella voglia di fare arte e musica, perché siamo partiti da Luciano Luciani per arrivare poi a Paolo Luciani e come generazione successiva a Noemi Luciani. Abbiamo parlato di quello che può rappresentare l'importanza di fare una didattica musicale, di quella che è l'importanza di cercare di diffondere l'arte, il sapere sull'arte, ma anche quella di farla l'arte in prima battuta. Abbiamo provato anche un po' a suonarvele fin dentro casa vostra, anche utilizzando la multimedialità. E noi ringraziamo per l'appunto Paolo Luciani e Noemi Luciani. Grazie di essere stati con noi. È noi che ringraziamo te. E la promessa che ci vedremo presto in studio appena sarà possibile. Grazie ancora una volta di essere stati con noi. Grazie a voi di averci scelto e seguito. Questo è il 10 del digitale terrestre. Si chiama TEN, Teleuropa Network, è la televisione dell'informazione 24 ore su 24, tra TG e approfondimenti. Proviamo a far entrare nelle vostre case la giusta informazione.